un successo importante perché mette Verona, diciamo, sul podio, perché Firenze ovviamente non è da meno, ma per noi è stato un grande risultato perché nella nostra realtà veneta, con una grandissima università come Padova, che non si discute, essere riusciti a posizionarci in una posizione di prestigio per noi è molto importante, è un po' di ossigeno che arriva a un piccolo ateneo. Questa operazione io l'ho desiderata soprattutto per far chiarezza nel mondo sanitario, poter riuscire a far chiarezza per il territorio, per poter immettere persone qualificate nel territorio per i nostri pazienti, perché insomma tutti siamo pazienti. Andiamo avanti con il percorso che abbiamo già avviato, e cioè rinforzare le attività dove Verona è già presente, ma soprattutto ampliare, introdurre nuovi corsi di studio, cogliere l'opportunità che il mondo della formazione e anche il mondo, diciamo, della politica ci dà l'opportunità di cogliere. Osteopatia è una di queste opportunità, è forse, come dire, il paradigma delle nuove opportunità, perché si tratta di un corso che nasce da un decreto ministeriale che istituisce la professione di osteopata di dicembre. Il decreto per il nuovo corso è uscito a maggio, quindi noi siamo riusciti veramente in tempi brevissimi a fare una proposta adeguata e quindi ad offrire l'opportunità già il 1° ottobre a nuove studentesse e nuovi studenti di aderire a questa proposta di formazione. È una professione rivolta alla prevenzione delle malattie, quindi noi sappiamo che ad oggi puntiamo tantissimo sulla prevenzione, abbiamo un problema sociale legato alle malattie croniche e tutto il mondo si sta attivando da tutti i punti di vista, sia nell'ambito della genetica per arrivare, diciamo, alla dieta, per arrivare allo stress, nella prevenzione. Quindi sicuramente aver introdotto una nuova disciplina di prevenzione che è molto importante per la salute delle persone, ed averlo fatto a Verona è una delle cose molto importanti e noi siamo orgogliosi di questo. Noi a Verona avevamo un master di osteopatia nelle disfunzioni muscoloscheletriche molto popolare in Italia, che ha formato 1500 persone e che dura da più di 10 anni. Questo background scientifico e culturale ha consentito anche di avere un team che aiutasse nella costituzione e nell'organizzazione di un futuro corso di laurea. Quindi questa è una garanzia per tutti quelli che vorranno accedere a questo corso di laurea. Abbiamo creato questa realtà per professioni della salute, fisioterapisti e medici, in cui abbiamo sviluppato competenze di osteopatia. È una storia che è arrivata all'11ª edizione quest'anno, e questo periodo di collaborazione ci ha permesso di elaborare strategie, migliorandole con buona intenzione continuamente. C'è ancora tanto lavoro da fare, però ci ha portati pronti a sviluppare appunto un programma dove regalare conoscenze, comprensione e competenze, che è la laurea in osteopatia.